Il ritorno dal bosco nasce da un'idea degli amministratori di Valdastico e dell'Associazione Pedemontana V, da una chiacchierata dell'agosto 2005, chiacchierata che ha saputo portare tutte le persone di tutti e tre i comuni della Valdastico fieri a rappresentare la vita della montagna, così com'era per loro agli inizi del secolo, nei suoi sacrifici, nelle sue fatiche, ma anche nelle sue gioie e nelle sue spensieratezze. Gioie e spensieratezze che si vedono nel momento della sfilata più che mai. Nella terza domenica di ottobre, ogni 2 anni, Valdastico, punto di passaggio obbligato nella via dalle montagne, rivive di un'atmosfera perduta, fatta di panni stesi alle finestre, fette di soppressa tagliate in abbondanza, vestiti da festa da rispolverare. Non una rievocazione storica di fatti accaduti secoli fa, ma un'usanza viva nella memoria collettiva. Una festa semplice e concreta che i nostri padri, i nostri nonni hanno continuato a celebrare fino al dopoguerra, prima che altri mestieri e altre comodità facessero abbandonare quelle abitudini di vita dure ma felici. La manifestazione è cresciuta nella disponibilità e spontaneità della gente a farsi attore della manifestazione, mostrando gli abiti, mostrando gli attrezzi recuperati, mostrando i lavori rispolverati, mostrando scene della vita quotidiana, così come si svolgevano nel passato. È bello vedere la casa di una volta ricca di vita e di persone che vanno e vengono. È bello vedere la segheria con i borari indaffarati nelle loro occupazioni quotidiane. È bello vedere le donne che nella fatica del lavare cantano e si divertono e scherzano nella fatica quotidiana. È bello vedere le finestre aperte e i panni stesi che attraversano la strada. È bello vedere i boscaioli e i cavalari con i loro animali, con i loro attrezzi passare per le vie del paese. Tutta la frazione di San Pietro si veste a festa per accogliere i boscaioli di passaggio. Le botteghe espongono la loro mercanzia che i viandanti potrebbero acquistare. Le sarte confezionano scalzarotti per il riposo invernale. Si pescano nell'astico le trote da cucinare all'osteria. In paese lavora il fabbro battiferro che con pazienza e maestria sta forgiando utensili e oggetti per il lavoro. Anche le donne sono all'opera, lavano i panni alla fontana con la cenere. È normale per loro darsi una mano tra donne della Contrà e cantare in coro.